Raccontiamo una barzelletta. Oggi parliamo di animali. Ah, di animali. Allora, sì. ti posso lasciare tutto questo? sugli animali? Oggi vorrei parlare. Posso parlare di animali? Tu ami gli animali? Come no, amo gli animali assolutamente. Io anche, assolutamente. Rispettate gli animali, spesso vengono qui gli amici. Quando si perde un animale, o si trova un animale, noi abbiamo sempre dato voce da tutti i microfoni. Per cui oggi parliamo di animali che nelle barzellette, Salvo, hanno una bella porzione di protagonismo. Nel mondo delle barzellette gli animali sono molto presenti, no? Ce n'è una, Salvo, devo raccontare per forza quella come prima per dare l'avvio, e poi fu la prima barzelletta con cui ho conosciuto Salvo La Rosa e che è rimasta, Salvo, la barzelletta preferita di molte persone, ma in particolare del nostro tecnico Luci, Di Ernesto Marino. Di Ernesto Marino, perché io sto pido e aso barzelletta, e è rimasta questa. Questa è la barzelletta con la quale noi ci siamo conosciuti. È vero, al giardino d'inverno. Diciamo primavera del 1995, eravamo appena. Pensate un po'. Sì, agli inizi. Sì. Agli inizi. Per cui insomma c'era chi che faceva il rappresentante, signori miei, rappresentante, sapete che vita che fa? Vive fuori, non vive mai a casa, il rappresentante è sempre pere, molto spesso non si arrogoglia per mangiare, molto spesso non si arrogoglia manco per dormire, per cui è una vita venuta. Certo, hanno i loro agi, sai, perché vanno sempre eleganti, bella cravatte, insomma qualche femminetta che ha avuto lì perché c'è il rappresentante, c'ha un coppo da ciuffo, la macchinona, no, il rappresentante ce l'avevo ciuffo, io facevo il rappresentante, non l'aveva, ora non lo faccio più, e quindi insomma no, perché sono. E si vede che non lo fai più il rappresentante. Se non chi, insomma, macchine, station wagon, se non hai la station wagon puoi fare il rappresentante, non si può fare perché ci devi mettere il campionario, tutta sta camorreca. Ora sì, questa bella vita, ma questo vivere fuori, al di là della vita da gitano, che uno fa proprio di zignolo, come si suol dire, certe volte crea anche altri problemi, altre cose andare a testa, perché quando il rappresentante si sposa, e c'aveva possibilmente una bella mogliere di Chiddo Nozze, signora, belle. Come sono? Di carose neurinciole. Gineusi. Belle con dei pette palommine. Non so se avete presente. Che uno quando viene vede Moncillo, Salvo. Magari che non è tua mogliere. Se non è tua mogliere, meglio ancora uno Monci. Non si sa perché può nascere. No, volevo tornare non tanto sul petto palommino, ho capito tutto, sul nero. Sapete che in Sicilia c'è un nero diverso. Che non è quanti neri ci sono? C'è il nero, che ne so, Corvino. No, non è quello. C'è il nero cobalto. Non è quello. C'è il nero notte. Non è neanche quello. A Catania c'è il nero Giuitto. Marico, io Giuitto, che Nero può Giuitto. dire che non l'hai caputo mai. Sì, è vero, non è. Io non so se il signore è d'accordo con me, ma il nero siciliano è diverso. Lei ha un nero giuitto, forse un po' più. L'abito, per esempio, già è nero, e poi c'è un coppo dello strass che già è giuitto perché è vivace. Sì. Sarà chissù vivace? Stai lì, tranquilla. Sarà vivace? È vivace, chi lo sa? Neurogiuitto. Comunque, neurogiuitto, questo lo diciamo alle nuove generazioni. Esatto, per cui immaginate sta carusa. Beh, ma era la sposa di questo rappresentante protagonista della barzelletta, no? Che era catanese, si chiamava Rosario Falsaperla, per gli amici Saro Falsaperla. Lo conosci, signor? Lo conosci? Come mai, sì. Se non che? Sì. No, così è un nome a caso. Solo che dicevo, Saro Falsaperla, rappresentante sposato con questa bella ragazza, bella neurinciola, dicevamo, insomma, geniosa, con questo bello petto, tutte le forme al suo posto. Assolutamente. Una carosazza, Salvo, come si dice, una casa di saluto, no? Belle dei film che uno s'arrecria. Come si può definire? Però noi siciliani lo possiamo fare. Una donna, una casa, anche lei è una casa di salute, no? Ida per ora è un bevane di salute, perché ancora è carosina, quindi è un bevane di salute. Va bene. Se no che dicevo, a un certo punto, chi su nonno ci venne questa cosa, pensa che era fuori, pensa che era pere, leggendo il giornale, uccide la moglie perché la trova a letto con l'amante, che era il suo migliore amico. Niente di meno. Non solo la tagliata di faccia, 2 volte. Uno si sente la faccia tagliata, come si dice, a ferricavallo, giusto? Che è giusto così. Non solo i con a spatto e con l'amico. Diventa una cosa insopportabile. Che tu ci hai fatto un soldato. Sì. Aiuta a scuola qui, vado a sbattuto la notte con coglione, c'aveva in mano una camottadella, metà era da so. Sì, è come se lo vedessi adesso, disgraziato. C'aveva una cazzusa, metà era da so. Bravo, sì. C'aveva un mobillo, metà era da so. Sì, anche. Si sbattevano un sonno da notte. Magari malattie si sbattevano. Che te fai conna con l'amico. Non può essere. Io sto leggendo questa notizia, Salvo, un pazzio. Ma non ci avevo pensato mai. Sposino da poco. Ma quando io sogno fuori, che sogno per la Sicilia. Sì. Ma mia moglie era a casa, che fa? Un va, con cosa vere, con cosa ancora, che sono nesci, a cosa fa venire, a cosa riceve, perché così si dice, che so bene un bommolaro,
Perché? Perché? Voi ridete, però Bummolaro è pericoloso. È giusto che devono ridere così. O Bummolaro è un pericolo pubblico. È pericolosissimo. Ambulante. Sì, Sì, Bummolaro viene quando il marito non c'è. Sì. Porta. Io faccio succedere qualche cosa, questa cosa, qualche volta. Io porto la bombola, anficca sotto la cucina, guarda scusa che io devo provare su sfiata, signora, perché a bere su sfiata, Sì, no? sì, Deve fare la prova con lo posporo. Io si mette agginocchiato, genuflesso, che pare quando a percepio, no? Sì. E ci dice alla signora, che c'è il coppo della guardata, signora che c'ha un prospero? Sì. Lui parla italiano. Certo. Che c'ha? Vuole fare Certo coppo. la persona che si dà un tono, che ha un prospero. Perché c'è un prospero, cortesemente. Sì. Giustamente la signora ci piglia il prospero, possibilmente là la credenza è auta. Che c'ho, io do calata, la signora si stira con la cornicetta per pigliare il prospero, io do cala l'occhiuzzo. Sì. E si infiltra con l'occhio uno non ci ha visto arrivare. Sai, tipo Malizia, ti ricordi il film di Turiferro? Bravo, tipo Malizia. Esatto. E poi arriva e ci fa un colpo, la battuta, capace la signora e sovvero Bummolaro. Eravamo rimasti alla rappresentante. E sovvero Bummolaro. Sì. Ma non credo che mia moglie vuol dire alla mia casa, fa traffici storici nel mio letto. Mi fa i conti mentre che io sogno per insomma, signore, questo la sua vita diventò un inferno. Quel lavoro c'aveva che la crisi che c'è, che fa la stavo travaglio, la moglie non la poteva lasciare, anche perché giustamente, insomma, come ce la va a spiegare che lui aveva questi dubbi che non erano neanche fondati, in fondo, assolutamente. No? Però, l'amico, Salvo, poco fa abbiamo cantato la canzone dell'amicizia, l'amico è sempre chi che ti risolve il problema. E tu ci fai una telefonata, un incontro per caso e ti dai il suggerimento esatto da duma da lampadina andare a testa. L'amico ci disse, che tu che hai questo vemmo che ti peccia il cervello, insomma, che sei preoccupato che... Guarda, c'è una cosa che hanno inventato ora da poco, guarda, credimi, io non ci credevo, fino a quando non l'ho visto e non l'ho sentito con le mie orecchie. Ma che cos'è? Guarda, c'è un posto dove vendono cani che parlano. Come? Parlano? Sì, dice. Ma che mi stai dicendo? Per davvero, guarda, qua c'è il bigliettino da visita, tu facci, tu pigli sto cane e che fai? Lo metti a casa, poi ci fa rispondere al telefono quando tu non ci sei e gli ti conta tutto quello che ha fatto tua moglie, quando torna a casa ti dice che ha fatto. Ma per davvero, padre, tu facci che è come dico io. Basta, questo si piglia il bigliettino, vai in questo posto, ora Salvo il cane, non è che parlava proprio, però era talmente intelligente, perché era proprio intelligente questo cane, che rispondeva alle domande. Tu ci facevi una domanda, che ne so, io per rispondere sì. Abbaiava 2 volte. 2 volte. Questo significava sì. Sì. No, una volta. Come faccio cane, signore? È una vita che faccio cane, per questo mi viene bene. Vede. Mi viene bene. Ti viene bene. Se non che... Sì. Quindi un cane intelligente, Cane intelligente. 2 volte voleva dire 2 volte sì, una volta no. Perciò ci accattavo un bello telefono col viva voce. Sì. Ci mise ci stampavo, io non davo tasto, uno si risponde l'osso. Sì. In modo che il cane quando chiamava riconosceva il tasto, pungeva e parlavano col viva voce, magari quando io non c'era. Ho capito. Per cui contento di questo acquisto, dell'affare che aveva fatto di questo marchingegno che stava storreato, parte un giorno per andare dalle parti di Sapane, Marsala, no? Lontano da Catania. Difficile tornare per tempo da lì. Napoli, Libeo, Gabanna perciò non è proprio tutto a est, io tutto a ovest. A un certo punto dice ora telefono a casa, vedremo che sta facendo mia moglie. Certo. Un cane come un diso telefono, mi chiamavo sopra il tavolo, pungevo il bottone e comincia questa telefonata, io non andavo mai che era con il telefonino. Che pronto? Che sei, fido? Sì. Avete capito, se ci rispondeva no, quando 2 volte sì, aveva sbagliato il numero, certo. era quando era bestia. Ci sente, fido? C'è mia moglie che è a casa? Sì. Perfetto. Oggi hanno nisciuto? No. C'è da sola? Come no? Scusa. No. Una vuol dire no, cioè 2 sì e una no. Quindi no. E qui c'è mia suocero? No. Mia suocera? No. Mia cognata? Niente. Ma che c'è mio cognato oggi? Magari i cognati si inficcono, Io so che molti cognati si infilano, sì. Ma io mio cognato concetto oggi? Senta, ma che sono? Lo salotto se stanno fumando una sigaretta, certo. No? Ah no? Allora io che fa fumare un salotto, saranno un balcone? Neanche. Da cucina? Ma che sono da stanza letto oggi?
Da stanza letto solo. Il cane E confermato. che stanno facendo? Barzelletta storica.